Grafica accattivante e ritmo rock, così è partita la settimana santa della parrocchia di San Floriano a Castelfranco, un modo per fare comunità e coltivare la fede individuale e collettiva in vista della messa di Pasqua trasmessa su YouTube dopo quella del vescovo di Treviso e prima del Papa. I consigli su come iscriversi sono arrivati pochi giorni fa dal parroco Don Franco. Mi raccomando, col ditino pum 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 e iscriversi, perché più siamo e meglio è. E così la parola del Signore raggiunge tante persone. È così che il canale YouTube ha già raccolto più di 200 iscrizioni, ma le vie del Signore sono infinite, pure quelle social, con Don Franco che ogni mattina posta e condivide su Facebook e WhatsApp brani del Vangelo e pensieri di Sant'Agostino. Già, ma com'è cambiata la fede ai tempi del coronavirus? Forse una fede che è entrata più profondamente nella persona, al di là della ritualità, al di là della liturgia, una fede che forse scopre la verità più profonda della fede, il rapporto personale con Dio. E sarà una Pasqua diversa per tutti, una Pasqua che Don Franco si augura sia di cambiamento. Dopo questa pandemia deve essere un segno di cambiamento, che è il segno della qualità della vita, come una vita fatta di servizio, di partecipazione e di collaborazione. Una vita che non sarà più una vita per noi, ma sarà una vita da condividere con gli altri. Grazie e buona Pasqua a tutti.